Si è concluso dopo quasi 3 ore di incontro il tavolo tra il presidente Fedriga e i segretari dei partiti di maggioranza, Sandra Savino per Forza Italia, Marco Dreosto per la Lega e Walter Rizzetto per Fratelli d'Italia, video collegato oggi in questa riunione. Al centro il piano oncologico regionale che nelle ultime settimane, negli ultimi giorni in particolare, aveva suscitato diverse polemiche proprio interne alla maggioranza, con l'assessore Riccardi che aveva anche addirittura paventato un suo passo indietro con le dimissioni. Tutto rientrato secondo i partecipanti che hanno parlato ai nostri microfoni all'uscita di questo incontro, un piano che non verrà ridimensionato, si va avanti su quello che è il lavoro che è stato fatto dall'assessore Riccardi e dagli uffici dell'assessorato alla salute, un piano oncologico che per quanto riguarda gli aspetti tecnici che erano al centro della richiesta dell'onorevole Cisint su approfondimenti qualora dovessero servire per migliorare lo stesso piano, saranno presi in considerazione dagli stessi tecnici. Si sono chiariti alcuni punti che forse non si erano compresi bene fino in fondo, perché come penso sia utile ricordare, ognuno deve fare il suo mestiere. Allora, rispetto alle richieste che erano state fatte su questo famoso documento presentato dall'onorevole Cisint, dal segretario Dreosto, all'interno di questo documento c'era la necessità, secondo appunto i due presentatori, di costituire un tavolo per riuscire a modificare, migliorare, valutare, ma non ce n'è alcun bisogno perché questo tavolo è già contenuto all'interno del piano della riforma della rete oncologica, quindi è stato fatto un lavoro del tutto inutile, quindi la prosecuzione è assicurata del piano come è stato votato dalla maggioranza e anche grazie ad un lavoro utile che ha fatto la minoranza. Perciò c'è stato questo tipo di chiarimento. Nessuno ha messo in discussione assessori della Giunta. Io ritengo che questa maggioranza sia sempre coesa. La Regione ha una delibera di Giunta che già prevede che un tavolo tecnico fatto da chirurghi oncologi verifichi il piano ed eventualmente apponga dei correttivi. Penso che questo sia quello che verrà fatto. Si è insediato il nuovo responsabile della RO, quindi per noi è estremamente positivo. Quindi non esistono temi che mettono in discussione il piano oncologico in quanto tale. È chiaro che se il tavolo tecnico verificherà che ci sono dei correttivi, dei miglioramenti da fare, lo farà, perché, come ho sempre detto, non è una questione politica ma una questione prettamente tecnica. Allora, vorrei vedere, intanto cosa ne pensate, lo faccio rapidamente, vi farò sentire anche poi Riccardi e Cisint. Fratelli d'Italia, partiamo da lei. No, beh, come Fratelli d'Italia io quello che posso dire è che è sempre meglio cercare di risolvere le cose in riunioni di maggioranza, in riunioni in cui si chiamano attorno al tavolo tutti gli alleati e si mette bene in chiaro quali sono gli obiettivi di un'amministrazione, che può essere comunale, regionale o anche il governo nazionale, e quindi trovare la quadra partendo sempre da determinati principi, valori e obiettivi di governo che il centrodestra ha comunque sempre avuto ben chiari e definiti. Mi fa piacere che sia rientrata subito questa cosiddetta polemichetta che c'è stata e che si sia chiarito qual è l'obiettivo appunto a livello regionale per quanto riguarda il discorso sanitario e in particolare il discorso dell'oncologia e come vengono trasferiti appunto poi i vari reparti di oncologia all'interno della regione. Non trovo le parole specifiche, però Rizzetto fa un riferimento, cioè il vostro segretario, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia fa un riferimento chiaro non solo al terzo mandato, inutile parlare del terzo mandato, per ora non c'è in questo comunicato, cioè e tantomeno di possibili future candidature. Cioè all'inizio dice è tutto bello, risolto, già c'era il confronto con gli esperti, il tavolo tecnico sulla sanità, c'era già, quindi come dire inutile, è stata molto dura la Sandra Savino, Forza Italia ha detto tutto inutile quello che ha fatto Cisint, intendeva dire, no? Cioè, quindi una presa di posizione dura. Rizzetto più delicato dice più o meno le stesse cose, aggiungendo che senso ha il dibattito sul futuro candidato, cioè come dire
che nella crisi politica, nelle polemiche e critiche politiche mosse dall'europarlamentare della Lega Cisint, c'è la sua ambizione di fare la candidata a presidente dopo Federica. Siccome non lo diranno, l'ho detto io. Dai, voi come l'avete vista? Io penso alla stessa maniera. Come l'avete vista sta crisi? Dai. Lo vedo alla stessa maniera. C'è una Cisint che sgomita per il potere e mette in crisi il centrodestra, non ce l'ha fatta per il momento, però tutti i nodi vengono al pettine. La questione qui è seria e bisogna mettere al centro il malato e potenziare la sanità pubblica. Ci sono lunghe liste d'attesa e loro si permettono di sbaruffare come dei bambini. Devono guardare a fare bene il loro mestiere, i bravi politici, e potenziare la sanità pubblica che è in crisi. Richetti, vi faccio vedere poi Riccardi e Cisint e sentiamo tutti gli altri. Prego. Quello che si vede è che si sta prendendo le misure rispetto a una data che si sta avvicinando, quella delle elezioni, quindi ci si prende le misure uno con l'altro per vedere chi riesce a avere una posizione di preeminenza. Mi preoccupa lo si faccia di fatto sulla sanità. Sappiamo benissimo che negli ultimi anni la sanità è diventata una criticità. Non lo dico perché seguo lavoro appunto all'interno del Consiglio regionale, ma perché sono in contatto con il quotidiano di quelli che sono ammalati, che si scontrano con le liste d'attesa lunghissime, con dell'impossibilità di avere determinate anche prestazioni, perché alcune prestazioni le hai solamente in privato, come per esempio nell'ambito oncologico, in alcuni ambiti oncologici per esempio. E questo lo ritengo molto grave, al di là di queste misurazioni di forza. Allora, mi fate vedere Riccardi Cisint, è vero anche Riccardi, l'ho detto ieri sera, l'ha ripetuto tante volte, ha l'obiettivo, l'ha detto in sanità, riportare nel pubblico tutte le operazioni complesse, quindi l'oncologia, secondo lei citava adesso questo, sta al centro del dibattito e dello scontro, anche quanto ha citato lei adesso. Vediamo cosa si sono detti nelle ultime ore, perché tutto nasce da Riccardi che dice: vi pare che io mi possa fare commissariare, come diceva il PD, da una come Anna Cisint? Non è una frase da poco quella detta dall'assessore Riccardi. Cisint dice: noi non vogliamo commissariare nessuno, è un dibattito all'interno, no, sul fronte con i professionisti, se è bene, quanto è stato tracciato da questa che è la vera riforma poi della sanità della nostra regione, dove si fa cosa e quanto, cioè è importante che certe operazioni superino un numero di sicurezza perché l'equipe sia fortemente esperta, banalizzo mai così. E poi la Cisint dice: io sapete sono abituato a condividere con le persone, sono una che si è fatta eleggere, cioè come dire, Riccardi invece no, fa l'assessore tecnico, non si è ricandidato. Cioè un botta risposta mica da poco, con un peso politico oltre che tecnico importante. Vediamo. Quella delibera dice con chiarezza: c'è un tavolo che valuterà anche eventuali aggiustamenti, l'aveva detto la Regione, non io. Questa vicenda, attorno alla quale sia una vicenda che guarda a me, cioè io sto cercando di portare avanti con fatica alcune cose delle quali sono convinto, sulle quali sto lavorando da tempo, ma che sono il frutto di atti, di voti dell'intera maggioranza e anche di un pezzo dell'opposizione. Toni politici ridimensionati attorno alla polemica interna al centrodestra sul piano oncologico regionale. Le perplessità nate in seno alla Lega e l'onorevole Anna Maria Cisint, incaricata dal suo partito di seguire la questione, e la paventata lettera di dimissioni pronta nel cassetto dell'assessore alla salute Riccardo Riccardi qualora il polverone dovesse diventare bufera, vede oggi un clima diverso e più sereno. Cisint pone in primo piano questioni meramente tecniche. Riccardi rimarca come il piano fosse stato votato da tutto il centrodestra e una piccola parte del centrosinistra, e che se qualcuno nel tempo avesse cambiato idea sarebbe pronto a discuterne. Quel tavolo, se potrà valutare come migliorativo una o l'altra cosa, secondo me lo dovrà dire. In quel caso penso che a ognuno di noi
No, perché se una roba è fatta bene, ma c'è una cosa che ti può dare un valore aggiunto, è utile per tutti che quel valore aggiunto ci sia. Noi stiamo discutendo di una vicenda che ha ottenuto, nei passaggi che doveva scontare, dei pareri e dei voti. Io sto semplicemente doverosamente sto facendo questo. Se qualcuno ha cambiato idea, discutiamo delle ragioni perché si è cambiato idea. Se ci limitiamo alla riunione che è andata molto bene, al comunicato che è andato molto bene, nessuno ha avuto niente da obiettare, anzi, penso io. Poi. Io non credo che però si possa ridurre la discussione di qualche pezzo spicciolo che gioca come se fossimo in uno scacchiere a spostare un intervento chirurgico da una parte rispetto all'altra, perché quello è il suo ospedale e difende il medico che lavora lì, perché questa è una discussione sinceramente alla quale io non sono interessato. La posizione di Forza Italia sulla cabina qual è? Ricorderete, qua abbiamo intervistato poi Polacco e lì appunto era emerso in quelle ore, chiesto anche al sindaco e non era nascosto quello scenario, a dicembre, ripeto, tra fine novembre e dicembre, inizi dicembre, del tratto lineare, e Forza Italia secondo me quella è la posizione poi che ha. Ci arriviamo dopo. Occhio ai messaggi, so che sono tanti ma non facciamoli andare troppo veloci, se no non riusciamo a leggere. E aveva concluso, l'ho interrotta prima in realtà. Sì, ma no, diciamo che nel ragionamento complessivo ho concluso perché io mi basavo su quello che era la discussione nel merito dell'oncologia ed effettivamente non è che questa discussione ha bloccato dei lavori del Consiglio regionale, come stava dicendo la consigliera Pucci, che noi facciamo polemica sulla salute dei cittadini perché è strumentale dire una cosa di questo tipo. Come io ho visto anche qualche messaggio sotto, dire che la nostra sanità regionale è in crisi, voi dovreste provare a parlare con persone che vengono da altre regioni d'Italia e anche da altre parti d'Europa e chiedere se la sanità regionale è ovvio che ha avuto tutta una serie di criticità che ci portiamo dietro da precedenti amministrazioni e dal Covid soprattutto. Però dire che siamo in crisi bisogna riassettarla, ma dire che siamo in crisi faccia finire veramente il giro. no. Faccia finire il giro. Infatti sto aspetta, Bernovic. Io non sono d'accordo. Va bene, chiaro. Ci sono criticità, ma va bene. Sta col papà o con la mamma? Cioè, perché qua c'è Federica. Allora, io voglio ringraziare sicuramente il presidente Federica per aver organizzato subito questo incontro per chiarire un po' la situazione dal punto di vista politico. Chiaramente l'intervento di Anna Cisint, che conosco e comunque apprezzo, è stato un intervento che vuole dare degli spunti tecnici che, come è stato detto, la politica deve fare delle scelte, cosa che il centrodestra fa, il centrosinistra non vuole mai fare, perché il centrosinistra noi lo sentiamo sempre, no? Ci sono i comitati, vorremmo referendum, quindi mai decisioni decise. Il centrodestra decide ascoltando e dando magari dei rilievi per quanto può essere la scelta tecnica, che giustamente anche in questo campo, che è un campo veramente importante, che è quello della sanità, deve essere presa anche e soprattutto da tecnici. Dopo di questo chiaramente l'assessore Riccardi aveva realizzato questa delibera che è stata approvata, ma come è stato detto può venire sempre migliorata ascoltando delle indicazioni. Questo penso sia un po' il sunto di quello che è accaduto, e il presidente Federica sicuramente ha voluto realizzare questa sintesi in un incontro con tutti i segretari dei partiti. E non mi è sfuggito il riferimento al referendum, dopo ci torniamo. Richetti spesso sottovalutata, le scrivono, dopo le devo chiedere una cosa anche sull'ultima partecipazione del sindaco a Ring, immagino che vorrà dire qualcosa. Lì su questa si è fatto un'idea lei? Dai. Allora, poi andiamo in pubblicità. Io ho brevemente un piccolo conflitto di interesse in questo, perché mi occupo di fondi sanitari integrativi e quindi sono in quest'ambito per certi versi, però paradossalmente io sono assolutamente per una sanità pubblica totalmente, quindi posso dire questo non entrando nel merito, non essendo noi comunque un partito. Già io quando sono nate le aziende sanitarie ho storto veramente il naso, già degli ospedali che si chiamano aziende, la dice lunga sull'approccio mentale, economicista, materialista che deve fare utili, che io rifiuto in primis.
le aziende sanitarie come l'amministrazione pubblica non devono fare, non dovrebbero fare utili, non dovrebbero avere un bilancio, dovrebbero essere anche in passivo perché non sono aziende, sono in passivo, ma ci sono anche dei controlli, sappiamo, e dei limiti, quindi io ho un approccio assolutamente statalista da questo punto di vista, nonostante il lavoro che faccio, paradossalmente, e quindi posso parlare solo di una vocazione, di ideale di sanità che dovrebbe essere per me pubblica, favorita comunque pubblica, che di fatto è un'eccellenza delle nostre parti, che però, come in altri paesi, riprendendo il modello anglosassone, si sta privatizzando sempre di più, che è uno dei mali dell'Occidente, a mio avviso. L'unico che riesce rafforzato qua scrivono, danno un'analisi, diciamo, la Cisint incendia e ottiene l'effetto contrario. Dreosto, segretario della Lega, nicchia, Fedriga al solito non pervenuto, ma era lui che teneva il tavolo, vabbè, li ha chiamati tutti lui, diciamo. Però vabbè, l'unico che ne esce rafforzato è Riccardi. È una lettura del nostro telespettatore e telespettatrice. Allora, chiudiamo qui questa parte, ma era doveroso, adesso abbiamo l'asilo, la cabinovia, insomma di tutto. Ho visto molte critiche, non solo, anche sul fronte del tratto lineare in Porto Vecchio, di cui ricordo abbiamo parlato tra novembre e dicembre, quando appunto avevamo raccontato questo scenario già allora, e non convince, abbiamo visto alcuni telespettatori, altri hanno detto voto no invece perché la cabinovia la vorrei tutta, no? Ho visto quegli SMS, c'è un gran dibattito anche via SMS. Certo che si deve il referendum a lei non piace, no? Ho capito. Cioè, beh, quello sicuramente di marzo assolutamente sarà un capito, quello non dica che c'è già, ma lì bisogna andarci, bisogna andare a votare, dice un macello, dopo devo farci dire, non quello, ma cosa dovrebbe servire una cabinovia in Porto Vecchio, non sanno cosa dire, scrivono in SMS. Ma soprattutto cosa fare. Tra poco ne parliamo. Se ce lo fanno fare. Tra poco ne parliamo, dopo la pubblicità. Trieste in testa alle grandi città italiane per qualità della vita. A certificarlo questa volta è Numbeo, sito ideato da un ex ingegnere di Google che si basa su una serie di indici collegati al potere d'acquisto locale, costi di case e affitti in relazione al reddito, tasso di sicurezza, livello di assistenza sanitaria, inquinamento, clima e tempo medio di percorrenza del tragitto casa-lavoro. La città della Bora complessivamente ha ottenuto un indice di qualità della vita molto alto, facendo la media di tutti questi fattori e mettendo in fila nella speciale classifica alimentata dagli stessi utenti web Genova e Firenze. L'equilibrio fra spesa e servizi offerti dalle due città portuali in testa alla classifica, insieme a un buon indice del clima, rappresenta uno dei dati chiave anche per Trieste. Ma sai, quando parlo con la gente che viene a Trieste, tutti impazziscono per la nostra città e questo è già un dato, e dopo naturalmente quando vedi queste classifiche insomma fanno piacere. Sono in Austria in questo momento e tu non hai idea come viene classificata Trieste da tutti, mi dicono delle cose meravigliose, sono qua sto sciando, insomma sai, quelle cose bellissime. Allora, fermi. Oggi quando abbiamo sentito il sindaco, tra l'altro mi fa sorridere perché quando dice siamo qua in Austria non avete idea, pensavo dicesse mi fermano tutti, come dice quando è a Trieste in città per fargli i complimenti, no? Invece poi ovviamente ha detto... E per fare l'ovovia. Un'altra cosa, non lo so, questo non lo so. Va bene, dai, se volete commentare, ma voglio arrivare all'asilo, se avete visto la classifica... Posso dire, si vive bene a Trieste, c'è... il mare, c'è il Carso dal punto di vista ambientale, sperando che non si faccia l'ovovia, naturalmente, però bisogna prendere in considerazione i criteri che hanno preso. Ad esempio manca un criterio, la voce opportunità di lavoro a Trieste. Molti giovani vanno via da Trieste perché mancano delle opportunità di lavoro per lavori qualificati, altamente qualificati. E io parlo a ragion veduta perché ho i figli di 30 anni e quindi conosco anche la situazione dei loro coetanei. Molti di loro sono andati all'estero per lavorare perché hanno delle professioni qualificate. Poi anche il clima. Ad esempio a Roma non si accendono, il riscaldamento non si accende quanto a Trieste. Ad esempio c'è una spesa maggiore, il cibo, la qualità del cibo che arriva a Trieste.
Quindi poi, non è credibile, cioè non è possibile che Trieste sia prima, questo intende dire? Ma no, non voglio dire questo, solamente che mi sembra povera come classifica di poche voci. Ad esempio, io le ho inviato delle, forse non la caricate, ma io andando a Roma ho fatto anche delle fotografie per il costo della benzina, del diesel, intorno il diesel a 1,568 €. 1,56 ecco, ha pagato. Poi anche il prezzo di una colazione, il caffè a 1,10 €, il cappuccino 1,40 €, quindi i costi, e mi riferisco a gennaio, sono nella capitale molto bassi rispetto a Trieste, quindi ecco, sì, prima per quella classifica ci vorrebbe una classifica con più voci che si possano comparare. Allora, io non volevo parlare della classifica, io non l'ho mai sentita, diciamo, con tutto rispetto. Scusi Richetti, faccio come sempre un po', alterniamo, però voglio arrivare all'asilo, come certo, detto. Allora, il discorso è che noi vediamo diverse classifiche, quella del Sole 24 Ore, Italia Oggi, questa. Ovviamente ogni classifica prende in considerazione più o meno parametri di riferimento, più o meno anche complessi nella valutazione dei singoli parametri di riferimento, così come quando sentiamo parlare del discorso dell'inflazione ci sono prodotti che escono dal paniere, entrano nel paniere a seconda di determinate logiche che cambiano di anno in anno, quindi è naturale che non sia sempre un discorso assoluto una singola classifica, sicuramente prendendo in considerazione dei parametri che sono parametri comunque, per così dire, di buon senso, perché l'inquinamento, la sicurezza e l'assistenza sanitaria sono tutti parametri di buon senso, e effettivamente Trieste è una città dove si vive bene, e posso assicurare che le persone che io ho conosciuto e che conosco, che vengono fuori e vengono a Trieste, prima magari come turisti o poi magari perché trovano anche lavoro, perché capita che ci sono anche giovani che trovano lavoro a Trieste, in varie realtà che noi abbiamo qui, dicono a Trieste ci troviamo bene, non torneremo più a casa nostra. Fatemi dire, la prima stasera della Venezia è stato un successo, insomma, con grandi applausi, almeno noi abbiamo là il nostro Umberto Bosazzi, nessuna contestazione che molti temevano dopo il caso Venezia, che ancora si dovrà vedere, dopo le parole a Pisa, ma insomma finora... Ma Trieste non è Venezia né Parma, non si fischia neppure quando va male, per cui... Cioè lei dice... Nel senso che Trieste, il triestino medio quando quando va a teatro non fischia, anche se c'è un'opera non all'altezza, il veneziano fischia, a Parma si fischia quando uno spettacolo non va bene o anche un direttore non va bene. Qui, ma Venezia non è che abbia ancora... No, Venezia non vuole Venezia. A Venezia non vuole Venezia. Prima dello spettacolo fischia qualcuno, dai. No, guarda, io ho frequentato il conservatorio a Venezia e ho assistito a tante opere alla Fenice e quindi ho assistito a tanto... Parliamo di professionisti. No, quando una cosa... Stanno contestando una cosa si può contestare. Qui non contestano, vanno a casa. Prima. Fermi lì, dai, Richetti, torniamo a Richetti. Processo alle intenzioni. Fermi, su questo vi agitate, Prego, dai Richetti. Qua non c'è da agitarci. Trieste di fatto è una bella città, nessuno lo mette in dubbio. Se andiamo a guardare questa classifica, perdonatemi, io vado a guardare chi le fa le classifiche, quali sono le competenze e come raccoglie i dati. Non è un'azienda che fa statistica, non è una società specializzata in lettura anche dei dati, è semplicemente un'azienda che si occupa in cui ognuno può fare autopromozione. Quindi i dati, purtroppo quei valori lasciano il tempo che trovano, signori. Non hanno nessun valore. Poi velocità, perché è una battuta velocissima. Sì, giustamente dipende dai criteri, ma certamente sono tutti criteri, come dicevo prima, di fruizione di servizi, no? Cioè, in questo caso, per esempio, il tema della solitudine non è contemplato. Per me la qualità della vita dipende anche dall'inclusione in questo delle persone, delle solitudini degli anziani, e questo non può essere misurato. Se noi vediamo tutto dal punto di vista di fruizione dei servizi, è una classifica che mi interessa poco, sinceramente. Bernovic.
Ma diciamo che, come ha detto Massimo qui, ci sono tante classifiche, tanti sondaggi, dopo a seconda dei risultati ognuno li analizza in un certo modo. Secondo me innanzitutto dobbiamo essere noi a percepire un po' le situazioni che viviamo, andando anche a vedere le altre città, cioè uno deve anche confrontarsi con altri, perché chiaramente uno è qui, vede la propria città, magari la vede cambiare, ma questo non vuol dire che magari noi cambiamo, e può succedere come per la sicurezza sicuramente in peggio, ma se andiamo in tante altre città queste situazioni sono altro che superate purtroppo. Magari bisogna capire come riuscire a migliorare la situazione, però dire che Trieste non è una bella città, che a Trieste non si vive bene, non è una città che è una città assolutamente a misura di famiglia, secondo me dire una cosa contraria a questo è dire una cosa non vera assolutamente. Qui le dicono la legge Scoccimarro ha abbassato il prezzo della benzina sotto quello Io ho della fatto Slovenia. la fotografia a Roma e vabbè, il prezzo del diesel è 1,5. bisogna vedere dov'era. Comunque, vabbè, allora, fermi tutti. Qualcuno può commentare la diminuzione di circa 70.000 residenti a Trieste, circa 50 anni, scrivono, vabbè. Cosa voleva dire Richetti ancora, però velocissimo. Velocissimo. Vi preparate l'asilo De Blasio di oggi? Beh, velocissimo, c'è un aspetto che bisogna invece dire, che quello che mi ha fatto sorridere, che abbiano detto che è la città più economica dell'Italia, perdonatemi i prezzi. Dove? Sempre su questo... Economica d'Italia? Sì. Mi sembra che nel parametro non era la più economica. Delle città grandi. Delle città grandi, ma non era comunque più economica. Ma non è così, perché quando vai a fare i confronti non è così. Se invece guardiamo concretamente altri fattori, il Friuli Venezia Giulia e in particolare Trieste è una città in cui c'è il maggior numero di emigrazione femminile, oltre giovanile. Cioè se ne vanno. Se ne vanno. Insomma, questo secondo me è un indice che la dice veramente tanto sulla qualità del lavoro, sulla qualità dei servizi. Vanno purtroppo altrove perché c'è un'alta scolarità, e questo bisogna dirlo, in generale i giovani hanno un'alta scolarità. Costa meno Torino e meno Napoli? Capisco bene dalla grafica? Sì. Cioè, allora, l'indice di costo della vita, non so se era questo, meno di noi ci sarebbero, secondo questo sondaggio, diciamo questa analisi, Torino e Napoli. Sì, io quello che ho visto, avevo visto che... Suppongo anche probabilmente Roma, effettivamente. Anche Roma. No, perché Roma, guarda, io faccio la spesa a Roma. Della vita a Roma è veramente basso. Io ci sono stato poco tempo fa, Roma è quasi impressione. Roma è poco sopra. Se l'hanno fatta a Parioli è un'altra cosa. Comunque, ma se però Firenze e Bologna costano molto di più, non parliamo di Milano, che ovviamente è la più costosa. Utilizziamo dati scientifici ma che sì, Roma è più basso. Questi poi non sono scientifici perché Google, per carità, però vabbè, asilo che direi che è più importante. Allora, esattamente, oggi c'è stata la commissione e quindi vediamo a cominciare da quel che ci ha detto a microfono l'assessore De Blasio. Vediamo. Lavoro povero, stipendi mensili da circa 1.200 euro per 10 mesi all'anno. Va da sé che la Giunta di Piazza sta abdicando alla sua funzione di erogatore dei servizi pubblici con personale comunale. Così si legge nel comunicato stampa del PD, firmato dai consiglieri comunali Pucci, Repini e Salvati, sull'apertura degli asili di Roiano e San Giovanni con servizio dato in appalto a educatori privati. Il comune in questo modo, prosegue la nota vergata dopo la commissione odierna, sta smantellando di fatto il servizio educativo pubblico triestino, un'eccellenza con una tradizione ultracentenaria. Gli esponenti Dem hanno poi rimarcato come siano favorevoli all'apertura delle strutture, ma contrari alla gestione in appalto in cui vengono utilizzati gli educatori privati a svantaggio di quelli comunali già formati e che aspettano la stabilizzazione da anni. A stretto giro la replica dell'assessore comunale all'educazione Maurizio De Blasio. Allora, intanto in quel comunicato ci sono delle evidenti inesattezze che io mi auguro siano state chiarite nell'illustrazione di questa mattina in quinta commissione. E per quanto riguarda il resto, noi è da tempo e in tutte le sedi che diciamo che non abbiamo alcuna intenzione di privatizzare il nostro sistema educativo, semplicemente siamo alle prese con un significativo ampliamento e come tanti altri comuni capoluoghi e non alle prese
con la stessa questione e siamo chiamati a valutare altre modalità di gestione. Lo facciamo con grande responsabilità, con il massimo rispetto e con un unico obiettivo, quello di dare un servizio alle famiglie che ormai da tanto tempo stanno aspettando. Allora, avete sentito l'assessore, velocissimo, comincio da voi, dai, replica? Puccia, allora, la replica alla è commissione. Che noi è durata un'ora e mezza. Naturalmente noi del Partito Democratico siamo, e lo ribadisco, favorevoli all'apertura dell'asilo di Roiano e anche dei 2 nidi di San Giovanni, via della Doccia e via delle Cave, però siamo fortemente contrari all'utilizzo di educatori privati a svantaggio di quelli comunali già formati, educatori comunali già formati e che stanno aspettando da anni la loro stabilizzazione. Ecco, noi del Partito Democratico, e ci tengo a ribadirlo, siamo per una gestione del sistema educativo completamente pubblico. Quindi assunzione degli educatori comunali. Perché poi che cosa voglio dire? Invece sta esternalizzando De Blasio e sta privatizzando, perché l'appalto andrà a una ditta privata. E per cui può girarla come vuole, ma di fatto in sostanza non verranno utilizzati gli educatori comunali, e questo è molto molto grave, perché si sta smantellando, e lo ripeto perché poi quella nota un po' ci ho messo anch'io, l'ho scritta anch'io, il sistema educativo triestino, che è un'eccellenza e che ha una tradizione ultracentenaria. Allora, e di questo passo anche la faccio breve, scusi Puccia, la faccio breve. Noi abbiamo seguito tutto questo dibattito, arriva in aula finalmente lunedì, no? Cioè, tutti aspettiamo l'apertura. Allora, il fatto è cos'è che scrivono? Che il problema di Trieste è che non c'è scelta in ambito alimentare, ma cosa riguardo l'abbigliamento. Allora, ma l'Esselunga non è arrivata mai, ad esempio, in Friuli Venezia Giulia, come ma neanche mai? in Emilia Romagna, che io sappia. Ecco. Chissà come mai. Ma intanto parliamo di noi, poi quelli dell'Emilia Romagna abbiamo bloccato la costruzione degli supermercati per andare contro le Coop. Ci sarà forse un monopolio in atto? Allora, fermi. Per mesi e mesi avevamo discusso di questa cosa qui. La riepilogo è per coloro che sono persi magari le puntate. Bertoli dice: per temi di bilancio noi abbiamo assunzioni limitate, vi do la ricostruzione, poi so che vi confronterete e non siete d'accordo. Abbiamo assunzioni limitate, assessore al bilancio dice: noi è meglio che assumiamo tecnici, funzionari, ingegneri, tutto questo che ci mancano nella macchina anche per il PNRR, non abbiamo più spazio per. Motivo per cui l'asilo di Roiano, che è pronto e aspettiamo, ed è sacrosanto che debba essere aperto, lo diciamo sempre, veniva dato in concessione, cioè per un tot di anni il privato, l'ha costruito il pubblico, il privato se lo teneva e metteva la metà dei 66 posti a disposizione di graduatoria pubblica. Ho detto bene? Ora invece, dopo le polemiche, i confronti in maggioranza, eccetera, non sarà, perché non è mai stato, assunzione in pieno delle insegnanti, delle maestre, ma sarà un appalto, definiamolo la via di mezzo, viene dato in appalto a un esterno e questo esterno però darà in graduatoria tutti i 66 posti, vero? Ho detto bene? Non costa, torno al tema mero di bilancio, mi scuso, non costa tanto come assumere il personale, non costa zero, diciamo, come darlo in concessione, e ha un costo però l'appalto, ecco, che è la famosa via di mezzo. Dai, ho riepilogato, spero per semplice come l'ho capito io, dai. Volevo ancora parlare la Pucci, ma forse possiamo parlare noi. Dai, allora, fermali. Dai, finiamo il giro. Posto il fatto che penso sia stato chiarito in tutte le sedi, almeno per quanto riguarda Fratelli d'Italia, il fatto che lo scopo di Fratelli d'Italia nell'amministrazione comunale è sempre stato quello di mantenere nel pubblico il più possibile i servizi educativi. È chiaro, come l'ha ben evidenziato anche Avarino, il fatto che in questo momento
le assunzioni del personale per le scuole non può essere portato avanti per delle logiche di bilancio, di numerosità di dipendenti, per tutta una serie di altri servizi che hanno delle necessità, per tutta una serie di motivazioni che sono state ben motivate. Non a caso siamo rimasti anche fermi perché attendavamo anche da chi nella maggioranza era contraria alla concessione, attendavamo che si trovasse una soluzione alternativa che al momento, ad oggi, nessuno ha trovato. In questo momento io quello che chiedo anche a chi è dall'altra parte, quindi al PD, al Movimento 5 Stelle, posto il fatto che non abbiamo la possibilità di assumere personale per i nuovi asili nido, la scelta è quella di non aprirli o di aprirli in appalto, perché questa è la conclusione della discussione, non ci sono altri piani. Che dici? Non ci sono altri piani. Dici? La scelta è o così o li volete tenere chiusi, come prima la consigliera Pucci ha parlato dei suoi figli trentenni che sono fuori dall'Italia, che sono fuori da Trieste. Io posso parlare con cognizione di causa, visto che ho qualche figlio anche in età veramente da asilo nido, posso pensare e parlare per tutti gli amici e conoscenti che hanno i figli piccoli e che quello che chiedono è un posto dove poter portare il bambino al nido. Certo. Perché l'esigenza è quella di riuscire ad andare a lavorare e di conciliare il lavoro e l'educazione dei bambini. E ricordiamoci che il coordinamento pedagogico territoriale resta in capo al comune, non si abbassa di niente l'educazione dei nostri figli. È una bufala quella che dicono dall'altra parte, che si peggiora la qualità dell'insegnamento e l'educazione dei nostri bambini. Richetti, Bernovic, Lippi, dai, prego. Allora, assolutamente, arrivo. cortesia. Sì. Assolutamente gli asili vanno aperti quanto prima, come dicevo prima è fondamentale che riusciamo a trovare la quadra anche rispetto a quelli che sono i servizi, però non sulle spalle dei lavoratori. Cominciamo a vedere che possibilità ha il comune per tutelare i lavoratori. Allora, quando è stato chiesto esplicitamente anche da me in più occasioni come sono stati fatti i calcoli, per cui c'è un risparmio, dico, di oltre 380.000 euro, che non sono niente rispetto alle luci, la cabinovia, non sono il nulla, ma quando ho chiesto il dettaglio non mi è arrivato e questo mi preoccupa. Finalmente oggi in commissione il dettaglio di come si è arrivati a decretare che si spenderà 380.000 euro di meno, perché quello che si vede da quella tabella è che il risparmio è fatto sulle spalle dei lavoratori. I 1.200 euro di cui si parlava prima sono lordi, quindi saranno ben meno, ma il problema è un altro: si introduce il concetto del part-time verticale di fatto, perché ci saranno 10 mesi e non 12, ma più grave ancora è che nell'ambito di quel calcolo non vengono calcolate di fatto le ferie, la formazione. È stata una delle domande che ho più tenuto a chiarire, perché, signori, pretendere che si apra un asilo in cui ci sono degli operatori che sono laureati, che percepiscono uno stipendio nettamente inferiore agli altri operatori che sono nel pubblico e per lo più non hanno le garanzie, abbiamo visto che risultati ha portato. Dove? Nel sistema, per esempio, delle cooperative del sociale. Le cooperative sono costrette ad andare a ribasso, non per loro scelta, per vincere l'appalto, e chi ne paga è l'operatore, l'educatore o quello che è. La mia esperienza, conosco sia un ragazzo che una ragazza. Se noi continuiamo, guardi qua, non trovano da pagare 400.000 euro per i dipendenti dell'asilo nido, ma 13 milioni per rifare i pavimenti di Piazza Unitassi. Ed è sempre... Parliamo dopo di questo. Posso però spieghiamolo, per questo. Sì, infatti io non sono andata in quell'aspetto. Scusate un attimo, no, infatti, ma io lo voglio dire perché lo diciamo sempre, sarà da almeno 20 anni, c'è sempre una differenza tra il conto capitale e il conto investimento, cioè nel momento in cui tu hai... e capitale. Vabbè, corrente e capitale. Cioè, nel momento in cui tu hai
un numero di dipendenti, quel numero di dipendenti lo dovrai pagare sempre a vita, diciamo, quindi è un conto, e quindi quello è un conto corrente, finiamolo così, cioè sono due spese completamente diverse. Non può essere non previsto per i prossimi entrate e anni. uscite annuali. Cioè quello sai che è quota fissa e così sarà per sempre, poi il resto è un altro mondo, quello degli investimenti di cui ecco. Sì, però quello che il comune può fare in sede di appalto è comunque creare le condizioni perché la tutela sia al massimo, non già creare la situazione per cui mi si dice noi pagheremo i 10 mesi e gli altri 2 mesi le persone dovranno vivere di cosa? Viene spontaneo chiederlo al comune. E soprattutto viene spontaneo chiedere come si penserà che una figura, che era quello che volevo dire prima, che poi mi ha interrotto. La mia esperienza nell'ambito assistenziale, dove si è già ricorso a questo tipo di servizi in appalto attraverso le cooperative, che ripeto non sono la colpa della situazione, ma la colpa è il meccanismo, e che operatori che devono avere un'alta professionalità perché lavorano con i disabili, con delle difficoltà del sociale, vanno rapidamente in burnout, hanno contratti che prevedono le 18, le 15 ore settimanali, però hanno a loro è richiesta una disponibilità 24 su 24, 7 su 7. Queste sono condizioni inaccettabili e il comune deve mettere dei paletti. Questa è la nostra richiesta. Allora, posso anch'io adesso dedicare alcuni minuti su questo tema. Allora, l'offerta... Facciamo così, allora andiamo in pubblicità, perché sono già fuori 2 minuti, perché ci avete tutto il tempo. Dai, promesso riparto da Bernobic, non si dovrebbe fare, ma riparto da Bernobic e Lippi subito dopo la pubblicità. Dai, tra poco. Sì. Allora, sono le 22.05, tra poco alle 22.30 avremo i lavoratori dell'Inoway appunto per questa cassa integrazione che ha preoccupato tutti e appunto a maggior ragione perché poi è arrivata all'improvviso. Come promesso, su Asilo Nido ricominciamo a Bernobic e Lippi. Dai, Roiano. Allora, brevemente, a Trieste sappiamo che abbiamo una offerta per quanto riguarda gli asili rispetto alla media nazionale veramente importante. C'è una denatalità. Cosa fa il Comune di Trieste? Vuole incrementare in controtendenza nazionale l'offerta degli asili con 3 nuovi asili nido, che è una cosa sicuramente importante e una volontà di questa amministrazione. Cosa ha pensato di fare? C'erano 3 possibilità, la concessione, l'appalto o le assunzioni di dipendenti, che anche lì si è visto un po', calcolando un po' con l'assessore al bilancio, un po' l'assessore all'istruzione, un po' tutti gli assessori della Giunta, la soluzione migliore. Prima siamo partiti con la concessione, che era un po' la situazione migliore per quanto riguardava la parte economica. Cosa è successo? Eravamo qui a Ring, io, consigliere della terza, e mi fa, no, la concessione no, in Italia non c'è, sull'appalto sarei d'accordo con te. E me la ricordo, ripeto, e me la ricordo qui davanti, e anche altri consiglieri dell'opposizione ricordo che se ci fosse l'appalto per noi andrebbe bene. Fai i nomi, a me no. Ho detto uno e mi sembra, eravamo fai qui il nome di ad uno. esempio, ma perché? Noi Perché no. in tutta Italia questo è un sistema che può funzionare, nel senso che rende il comune una situazione economica più agevole, nel senso che comunque mantiene il controllo della educazione, della situazione, anche l'attività della mensa viene attivata con l'appalto già esistente, quindi c'è un ampliamento dell'appalto della mensa, quindi anche quei bambini utilizzano la mensa che tutti gli altri bambini utilizzano, solamente l'attività viene realizzata da solitamente delle cooperative che sono delle persone che assumono del personale che hanno le stesse qualifiche che dovrebbe avere chiaramente per poter insegnare. Quindi anche lì io quando ho sentito questa contrarietà dopo che abbiamo portato il pensiero dalla concessione, che è sinceramente una cosa che un po' rende un po' esternalizzata totale l'asilo, all'appalto, perché comunque 500.000 euro
di spesa corrente in più che è stato messo a bilancio grazie a un accordo tra gli assessori, perché chiaramente la spesa corrente non è quella per realizzare l'asilo, perché per realizzare un asilo possiamo trovare il PNRR, la Regione e tutti, ma per gestirlo sicuramente è una cosa diversa di quello che giustamente Avarino stava dicendo prima, no? La differenza tra le spese correnti e le spese di investimento. Quindi in questo caso, nonostante una città che non ha una natalità in crescita, ha voluto realizzare questo, e quindi è importante che noi apriamo questi asili in questo modo, che mi sembrava di aver capito, e qualcuno me l'aveva detto chiaramente che poteva andare bene, però ricordo il dibattito. Ora però non va bene, perché siete andati sulla perché abbiamo cambiato. Allora, povera nostra Trieste, altro che primi posti, tra clandestini che bivaccano, risse, aggressioni, coltelli, spaccano e altro, non si esce più tranquilli. Ringraziamo qualcuno. Fermi, finiamo il giro. Voglio essere telegrafico, magari prenderò un po' più di tempo nelle altre domande. Io credo che siamo qua, sono un po' tutti d'accordo sul fatto che la gestione sia pubblica degli asili, mi sembra che siamo d'accordo. Però mi domando e domanderei, se fosse in Consiglio Comunale, se è stata fatta una programmazione, perché queste problematiche economiche sono venute così di colpo o si potevano prevedere e quindi correre ai ripari in tempi non sospetti? Ecco, questa è la mia domanda più che... Sull'assenza di funzionari, diciamo, di quel tipo di figura professionale, per far sì che non sia totalmente a gestione pubblica. Su questo volete dire qualcosa? Allora, i fondi PNRR per questi asili nido sono partiti da fine 2021, inizio 2022, e i ragionamenti sul personale che serviva all'amministrazione pubblica anche per gestire tutti i vari appalti delle scuole, tutti gli investimenti che sono stati fatti servivano in quel momento, quindi la pianificazione necessaria e immediata era quella di sfruttare i fondi del PNRR e avere le figure che riuscissero a gestire gli investimenti che arrivavano. È ovvio che ci si è posti anche il problema e si è cercato di trovare nelle maglie delle spese correnti possibilità di assunzione, ma è evidente che la coperta quella è e quella potevamo gestire. Approfitto solo una piccola battuta. Metti fuori intanto sondaggio, perché tra un po' diamo il risultato. Visto che la consigliera Richetti ha citato già 2 volte il fatto che i lavoratori saranno su 10 mesi, informo che con la concessione sarebbero stati su 12 mesi, ma la concessione non si è voluta fare. E le ultime, parlando solo di assunzioni, ed è quello che chiaramente si va per priorità, le ultime assunzioni sono venute sui bandi sulla polizia locale, che è una priorità dell'amministrazione, e adesso sono stati assunti per quanto riguarda l'area dei centri civici, che anche lì c'è una carenza e lì c'è una chiaramente difficoltà, ed è vero, sono state assunte delle persone e portate in quell'area per fare in modo che abbiamo visto che c'è una lunga coda per quanto riguarda il rinnovo delle carte d'identità, che tante persone anche hanno segnalato. Delle persone sono state assunte anche su quell'area, perché in effetti bisogna andare anche a coprire i ruoli, quelli che sono indispensabili per l'amministrazione. Se c'è una possibilità di risolvere in un altro modo, come è fatta in tutta Italia, ripeto, non siamo i primi e non saremo nemmeno gli ultimi ad attuare questo sistema, e che poi è un sistema comunque che segue dei percorsi lineari e di qualità comunque. Bisogna comunque attuarli, cioè noi non possiamo sentirci dire sempre che abbiamo il piano delle opere che sono dei sogni e non abbiamo i tecnici. Andiamo ad assumere i tecnici. Allora, non si può adesso... Allora posso replicare? Voglio partire dalla provocazione, che l'analisi che ha fatto su un passaggio, cioè quello, ed era sempre stato qui il dibattito, è vero. Concessione avrebbe dato 12 mensilità e non 10 come adesso arriva con l'appalto a questi signori, ragazzi e ragazze, ci hanno assunti, maestre e maestri, vi dice, insomma, eravate contrari alla concessione e sull'appalto c'era un'apertura, più che un'apertura, adesso che c'è l'appalto non vi va bene neanche l'appalto, dai. Precisiamo che c'erano le baruffe nel centrodestra per la concessione, tant'è vero che la delibera è stata sospesa, sì, è ancora sospesa, e anche oggi Brandi ha citato che è ancora scritta nell'ultima delibera, e ha detto De Blasio che deve ritirarla naturalmente. Ancora la delibera sulla concessione deve ritirarla. Era anche naturale, forse la domanda era anche poco utile magari. Quello che io voglio replicare è che le motivazioni della destra cadono tutte con l'affermazione del sindaco che
Trieste ha un bilancio florido, l'abbiamo letto su tutti i giornali, anche Bertoli. E poi voglio ricordare che la priorità, l'amministrazione comunale ha come priorità l'erogazione di servizi pubblici con professionisti, personale pubblico, punto. Non è un'azienda privata, ve lo dovete togliere dalla testa questo, e tutti i vostri ragionamenti scrivono, qua dico, la differenza è che nel pubblico lo stipendio queste maestre è 1.700 euro, nel privato è 1.200, ma come mai costa di meno l'appalto se il servizio ai bambini è lo stesso che nel pubblico? Da dove vengono questi risparmi? Questo, ragazzi, è la grande storia che riguarda i risparmi. Vengono da pagare meno i lavoratori privati e li pagano solo per 10 mesi all'anno. Vi sembra un lavoro dignitoso o un lavoro povero? Allora, allora un attimino anche replica la Pucci e dopodiché solo una cosa per favore. Allora, la differenza, ma non è questa, è stata un po' precisata. Se hai delle persone assunte, chiaramente ti trovi a scontrarti con malattie e quant'altro. Ma non si devono ammalare adesso? 6 milioni di euro di supplenze l'anno scorso, 6 milioni di euro di supplenze. Attento quello che dici. 6 milioni di euro di supplenze, chi le paga? Chi le paga? E quegli altri che non si ammalano? No, perché lei dice che se uno ha diritto a rimanere, ma i diritti dei lavoratori, siamo in uno stato di diritto. Tutti i diritti a star male, ma tutti hanno diritto a star male. Sembra di no. No, 6 milioni di euro di supplenze sono a carico del comune. Benissimo. Le cooperative chiaramente sono organizzate in maniera tale che se una persona sta male, una persona la sostituisce, giusto? Benissimo. Questo è anche un percorso sicuramente lineare e anche corretto rispetto a un'amministrazione che chiede un servizio, giusto? Voglio dire, a Marino s'ammala, lo sostituisce un altro giornalista, ma che ragionamento è? No, la malattia del pubblico non viene pagata dall'INPS. Io devo ancora risponderti, devo risponderti ancora. Vengono pagate in maniera diversa le malattie. Devo risponderti ancora alla considerazione precedente. Allora, il discorso scusa non regge, cioè accusarmi che in qualche maniera non abbiamo voluto la persona ha chiesto perché paghiamo di più, non abbiamo voluto la concessione, che a questo punto sarebbe colpa nostra se i dipendenti verranno pagati per 10 mesi. Scusa, non regge. Chi ha deciso? Ho constatato un qualcosa che hai evidenziato. Chi ha deciso? Hai evidenziato 2 volte che verranno pagate 10 mesi. Io ripeto, mi lasci parlare quella perché io ti ho stati lasciato 12. parlare. Perdonami. Con un servizio. Ma non è un'opinione. Ma che vuol dire? Devono essere pagati 12 mesi. Con il servizio anche estivo. Allora, ma basta. Fermi, facciamo dire. Va bene, dai, andiamo avanti. Vedete, quando gli argomenti sono interessanti si cerca di interrompere. Si cerca di interrompere. Questa è la questione. Allora, durante la presentazione della concessione, una delle cose che per me era stata aberrante era dire perché queste, che sono tutte donne, vanno in maternità. Cioè, capite che questo è il problema? Queste vanno in maternità. Cioè, si va a risparmiare su queste cose di fatto. Allora, se tu mi dici, se avremmo fatto la concessione, avremmo avuto dei dipendenti pagati 12 mesi, adesso avete voluto l'appalto, li pagheremo 10. No, questa è una scelta, mi dispiace, questa è prettamente la scelta politica, e la scelta politica che io sto contestando. Io non sto ancora contestando l'appalto o non l'appalto, io sto dicendo dovete tutelare i dipendenti, questo è fondamentale, e la tutela deve prevedere. Assolutamente. Allora io spero che quando porterò l'emendamento che dice che devono essere pagate all'interno di quell'orario, deve essere pagate le ferie, cosa che adesso non è possibile che lo siano. Perché in 10 mesi in cui tu non puoi assentarti e non puoi prenderti un giorno di ferie perché quello è il servizio che tu devi dare,
vuol dire che non hai modo c'è un di contratto di lavoro prenderti che non prevede le ferie. Un contratto di lavoro che non prevede le ferie. Quello che sto dicendo è che se non metti nelle condizioni, l'appaltatore perché paghi 10 mesi, non avrai la possibilità che queste persone vadano in ferie. Te lo dico per esperienza rispetto a quello che succede in altre situazioni con gli stessi contratti. Non ci saranno più persone a disposizione? E questo è il problema. E vi state accorgendo che non si trovano più gli educatori nell'ambito del socio-assistenziale? E sapete perché? Perché un sacco di operatori che sono in burnout sono usciti e sono andati a fare altri mestieri piuttosto che essere sfruttati in quelle situazioni. Questa è la realtà. Allora la domanda che io ti sto facendo è: fra 2-4 anni, quando sarà finito tutto questo, ci saranno ancora gli educatori? Allora, quindi c'è un contratto nazionale firmato dai sindacati che non vale. Benissimo. Io sto dicendo ma quelli che sono in burnout, quelli che lavorano nel privato, altri, non che lavorano nel pubblico. Lavorano per il pubblico. In burnout ci sono anche quelli che lavorano nel pubblico, che poi chiedono il cambio mansione perché hanno delle... in vari ambiti lavorativi succede il burnout, perché in banca non succede, perché a scuola non succede. Facendo l'esempio di frequenti situazioni, io ho lavorato anche nel sociale. Sì, ma che quindi c'è una crisi che si butta sul lavoro, anche se è dipendente pubblico, con quelle garanzie che dicevamo prima. Lippi vuole dire qualcosa su questa differenza? No, diciamo qua si dicono tante cose, non vorrei entrare in un dibattito che vedo molto acceso. Parlo ovviamente, non essendo un collega nelle amministrazioni pubbliche, io lo guardo un po' più dall'alto questo tipo di problematica senza entrare nello specifico. E secondo me, poi ribadisco come linea di principio, tutto quello che, come diciamo, più pubblico ha poca attenzione in questa città. Lo dico proprio non in maniera polemica, molto distaccata, cioè sinceramente neutra direi. E quindi un'attenzione più sul sociale, cioè qualcuno faceva una battuta prima, ripeto, non entro nello specifico, sì, però i soldi per la pavimentazione piuttosto che... Cioè l'attenzione al sociale e l'attenzione ai nostri anziani e ai giovani, secondo me, è sicuramente da migliorare da questo punto di vista. Parlo in modo generale senza entrare nella specificità di questo problema. La città che io immagino non è una città che non trova i soldi per pagare i dipendenti pubblici. Tutto qua, molto semplicemente. E quindi è chiaro, forse questo è idealizzare una cosa, ma certamente è così. Dipende che città si vuole. Quindi prima parlavamo di qualità della vita, parlavamo di criteri, ma secondo me questa città è completamente sbilanciata verso una città di immagine, una città da cartolina, una città da Luna Park, e si dimenticano molte cose, tra cui le periferie, tra cui gli anziani, tra cui i servizi pubblici. Bisogna ribilanciare, non dico che sia male una città turistica, eccetera, però ci vuole più equilibrio. Quello che vorremmo noi è una città che guardi anche chi ci vive ogni giorno, non solo chi ci viene ogni tanto. Ma noi ci viviamo ogni giorno, adesso io raccolgo un po' tutte le indicazioni, ma forse abbiamo sempre questa confusione sulla spesa corrente e quella di investimento. Allora, la Piazza Unità, ci sono ancora persone che mi dicono: con i soldi da Cabinovia possiamo asfaltare le strade. Cioè sono cose veramente folli ancora nei pensieri della gente che 30 milioni messi. Ho capito, ma io non posso partecipare a un corso di bellezza e raccontare barzellette dopo. Abbiamo vinto per una cosa, non si fa. Le persone non lo sanno perché non vengono i giornalisti alle commissioni. Solo oggi noi le seguiamo tutte. Quella di ieri e quella di oggi. I giornalisti non sono venuti. Non dico che va fatto, o si fa o non si fa. Non è che si può dire: con quei soldi potremmo fare altro. Non è vero, è una balla incredibile. Stessa cosa, cioè con le spese di investimento noi possiamo fare asili, ne possiamo fare anche 10 di asili con le spese di investimento, ma quella spesa corrente che serve per assumere persone, utenze, pulizie, mensa, vengono pagate con tasse e imposte. Possiamo aumentare le tasse e imposte. Nessuno dice di no. La nostra indicazione è quella di non aumentare. Quelle che spese correnti è questo. Oppure aumentare chiaramente l'iscrizione agli asili. Assolutamente fattibile. Noi non abbiamo ritenuto di fare questo, perché aumentiamo tutte le cose, chiaramente che si può ottenere una spesa corrente più alta.
Noi abbiamo voluto mantenere le tasse senza rialzarle negli ultimi anni e quindi riuscire a mantenere la spesa corrente è un impegno che da poco, perché se no allora chiaro possiamo assumere anche 100 persone, è facile così, ma non è facile facendo un bilancio come lo stiamo facendo noi a dicembre di ogni anno, il preventivo per gli anni successivi, senza mai innalzare la pressione fiscale. Comunque in tutto questo a me non è ancora chiaro se, visto l'opposizione che è stata fatta strenua per quanto riguardava la concessione, visto che comunque siamo giunti alla conclusione che non possiamo assumere personale, educatori per gestire internamente, non ho capito qual è la risposta dell'opposizione nei termini dei apriamo o non apriamo questi asili con l'appalto? Sì o no? Un dipendente mantenere... fermi, un dipendente pubblico approfitta di più di assenze che nel privato, esperienza da coordinatore pubblico, cioè sta più a casa, malattia o roba del genere, dice, rispetto a un dipendente privato. Questo scrive ma dipende dalla persona. Dice di essere stato coordinatore pubblico. Non mi è chiaro. Domanda cos'era? Anche a scuola. Se andrà bene per dare un servizio all'utenza, l'apertura o meno. Dai, è già stato detto prima che è importante ma siamo aprire contrari. gli asili. Questo non è quello il problema. Devi aprire gli asili, ma devi tutelare le persone che ci lavorano, anche perché se no quello che otterrai e dare un servizio in cui i bambini saranno i primi a patire del servizio di qualità, e soprattutto se gli educatori se ne vanno hai difficoltà anche a tenere aperti in maniera anche con tutte le sicurezze di rapporto tra bimbi e educatori. Quindi io confido che le tutele ci saranno. Io l'ho detto in base alla delibera che abbiamo letto, appunto, proprio dalla dove delibera, noi diamo determinate indicazioni, dove ci saranno altri che daranno delle indicazioni più specifiche anche dal punto di vista del welfare, della tutela dei lavoratori, e auspico io stesso che ci siano delle garanzie. Anch'io auspico che portiamo a casa una tutela maggiore di quella che c'è adesso. Va bene, allora devo dare il risultato del sondaggio, ma prima ragazzi, i sogni di tutti lavorare nel pubblico, però non nel privato. Dipende. Sì, dipende, devo ammettere, dipende, sì. Va bene, fermi lì. Cabino via. Allora, il tema questa sera che noi avevamo aperto a novembre, tra novembre e dicembre, l'ho detto già 1000 volte, è quello scenario per cui nel centrodestra, in particolar modo la Forza Italia, aveva lasciato intendere il sindaco, non è che fosse distante da questa ipotesi piano B, di fare solo il tratto lineare se quello che completo ha tutti questi problemi, vedi TAR. Idea su questo o Cabinovia in generale? Per me la Cabinovia non è assolutamente una priorità, quindi credo che sia un problema secondario. La cabinovia sia un problema di distrazione di massa, come ce ne sono tanti, insomma. Cioè, si parla di cabinovia per mettere gli uni contro gli altri, creare questa visione quasi ideologica. Non entro nel merito se la cabinovia fa danni dal punto di vista ambientale o seppure è insicura, eccetera. Questo per me è secondario. Cioè, io credo che ci siano delle cose molto più importanti della cabinovia, fermo restando che non che critico l'opera, perché l'opera di per sé può anche essere utile dal punto di vista del traffico, del turismo, tutto quello che vogliamo, ma ci sono delle priorità e per me assolutamente non è una priorità, ce ne sono mille altre, le nostre periferie, i problemi della sicurezza, che non vuol dire che una cosa deve escludere l'altra, però dipende che città vuoi, sempre quello, cioè se tu ti orienti e nel nostro dibattito politico e loro e confronto su questi temi, a me non mi entusiasma. Infatti per noi non è la priorità, per loro è la priorità, per noi è un'opera come le altre, è un'opera normalissima. Diciamo che piano piano si trasferisce da questa parte. Per la maggioranza. Ho parlato pochissimo, farò un minuto, avete parlato molto di più, adesso sono anche ospite, non sono neanche di un partito, abbiate un po' di pazienza come... Io guardo un po' oltre, guardo uno sguardo un po' più dall'alto, tutto qua, non entro nel tecnico, i tecnici sono loro, sono presenti nell'amministrazione pubblica, dicono delle cose assolutamente sensate, rispettabilissime, ma non è una posizione contraria o favorevole, è una posizione di scelta, di città, cioè un sindaco, un'amministrazione pubblica deve immaginare una città, immaginare che città vuole. Che tipo di città, deve vedere se vuole fare una città che sia comunità, che abbia un'anima, che abbia un senso, o invece portare una città
dove c'è l'orientamento a queste lucette, no? che all'aerodromo umano particolare, alla cabinovia, alla nave da crociera, tutte cose bellissime, economicamente valide, ma c'è tanto invece da fare in una città sconosciuta, delle periferie, degli anziani soli che muoiono soli, dei giovani che vanno all'estero. Mi eccita più, diciamo così, da un punto di vista politico parlare di altri argomenti. La cabinovia è una distrazione di massa, io la interpreto come una distrazione per far parlare la gente, mettere gli uni contro gli altri, avere un bel argomento. È il tormentone, per me è assolutamente un tormentone. Ma il tormentone dell'opposizione. Diciamo che è il tormentone loro. A voi giornalisti che parlate tutto il tempo di cabinovia, sono l'unico che parla sempre di cabinovia. Ma per noi la cabinovia è un'opera come qualsiasi altra. Perché ero anche a favore del referendum. Ma no, per noi la cabinovia è un'opera come tutte le altre. No, ma ti posso leggerlo ormai non so se posso leggerlo. Buonasera Varino, una semplice domanda rispetto al quesito che lanciate stasera: come deve intendersi il no? Come appoggio alla realizzazione del progetto completo fino a Opicino o come bocciatura del progetto solo per il tratto orizzontale? Io lo immaginavo così. Per questo momento è quello. Ne abbiamo fatti tanti, mi fai vedere il risultato, tanto non è se a favore della cabinovia sì o no, era solo questo tema della cabinovia, quindi immaginavo potessero rispondere solo coloro a favore, diciamo. Ci siamo limitati a un quesito, sarà giusto o sbagliato, insomma dai. C'è coloro che erano contrari. Esatto, tra coloro che non... Chi avrebbe votato no? Lei cosa avrebbe votato no? Perché vuole il totale? Sì, Vabbè dai, sentite, non questa c'era sera allora non ci le opzioni. Cabinovia, realizzare solo il tratto orizzontale no, 92,9%. Lì dentro sicuramente ci stanno forse tanti anche tra coloro, Bernovic è a favore, diceva no. Pochi ce ne sono tra coloro che voi volete far intendere che ce ne sono tanti, sono pochi invece. Vale meno del solito, lasciamo perdere, stasera no. Non vi è piaciuto, l'ho capito, non è risultato. Diciamo l'ultima ipotesi, posso parlare o no? No, abbiamo finito. Abbiamo finito. Saluti tutti. Allora, 30. Saluti tutti. Non sul risultato, che è legittimo intendo dire, ma sul quesito poteva essere interpretato, ammetto, e me ne scuso. Rosanna Pucci, grazie. Buonasera, Alessandra alla Ricchetti, prossima. Massimo Codarin.